raccontiamo la storia di un bravo ragazzo tranquillo, legato alla sua famiglia e che è cresciuto con il legame al mondo del calcio, il calcio che fa la differenza nella vita del nostro protagonista. Grande classe, grande qualità. Alle spalle una famiglia solida, quelle poche parole che servono al protagonista del nostro racconto per diventare un calciatore importante. Nasce a Bentivoglio, lo fa il 18 febbraio del 2000, poi però da sempre vive a Castelmaggiore in provincia di Bologna. Il papà, Michele, è un attore, però è legato al mondo del calcio. La mamma, Roberta Rosa, anche lei è legata al mondo del calcio. Il fratello, Enrico, anche lui calciatore, è legato in particolar modo ad una società. Filo conduttore, rapporto di crescita del nostro protagonista è una scuola calcio, una società che si chiama Progresso Calcio. I nonni sono la parte più importante della vita del nostro protagonista. Sono sicuro che un po' di curiosità nella vostra testa l'ho messa, e allora volete sapere di chi sto parlando? È semplice, sto parlando di Giacomo Raspadori. Benvenuti a Castelmaggiore. Giacomo cresce con il fratello Enrico, continua il suo processo di crescita anche calcistico, perché sì, l'inizio è con il fratello Enrico, si diverte con gli amici, tra la scuola e il dopo scuola, il pallone è sempre al centro della sua vita, diventa l'elemento imprescindibile. È con Enrico che comincia a divertirsi, sì è vero, ma c'è un altro amico che diventa l'amico più importante della vita di Giacomo Raspadori, che è Davide De Lucca, e noi l'abbiamo raggiunto. Noi siamo proprio, come dicevo prima, con Davide De Lucca. Ciao Davide, piacere di conoscerti. Davide. Davide, tutto comincia, mi dicevi a microfoni spenti, con il rapporto tra i vostri genitori che hanno giocato contro, voi vi conoscevate, però eravate molto piccoli. Sì, noi ci siamo conosciuti fondamentalmente a 5 anni, iniziando a giocare a calcio. Poi a scuola ci siamo rincontrati, eravamo in classi separate, però abbiamo approfondito il nostro rapporto, diciamo. La scuola, dicevamo, scuola Filippo Bassi. Forse, ecco, come dicevi, tutto inizia da qui. Eravate in classi separate, però il rapporto comincia a solidificarsi. Il rapporto si solidifica perché ogni intervallo è occasione di gioco e di accrescere il rapporto, ovviamente. Il calcio ci ha legato fin da piccoli e quando potevamo, ne avevamo l'occasione, andavamo a giocare. Sì, voglio continuare a presentare Giacomo e a far capire alla gente che ragazzo è Giacomo Raspadori. Allora ti chiedo, mi racconti il tuo Giacomo Raspadori? Il mio Giacomo Raspadori parte ovviamente da piccolissimo. Il calcio è sempre stato un motivo di incontro e fin da subito abbiamo iniziato a dare calci al pallone, soprattutto in questa piazza che ci ha portato grandi emozioni, come se fossimo proprio per strada, dove magari anche la tecnica può essere cresciuta, soprattutto la sua. La nonna ci prometteva sempre le figurine a ogni gol, e a ogni gol alla fine si trovava sempre un motivo per farlo o farlo fare. Quindi ogni gol era una gioia, ma sia se lo facevo io sia se lo faceva lui. Quindi era uguale, le figurine, ma è vero che da piccolo era tifosissimo di Samuele Eto'o? Anche l'Inter ci accomuna, perché non so come mai ci siamo trovati per simpatizzare e tifare questa squadra che con il nostro paese non c'entra veramente nulla, però sì, anche Eto'o per lui è stato un idolo e credo lo sia ancora. Davide, la scuola, però poi dopo la scuola si scendeva qui in questa piazzetta e che cosa accadeva? Finita scuola i genitori ci venivano a prendere, loro si sedevano sulle panchine, noi coi pali della luce facevamo i pali delle porte e poi dopo si giocava come se fosse un campo da calcio. Il campo ovviamente non era dei migliori. Era una L sostanzialmente. Sì, non era dei migliori perché ovviamente non c'è l'erba, però riuscivamo sempre a trovare il modo per divertirci. Ecco, Giacomo calcia bene a giro, ma non è che qui magari si esercitava tanto, visto che il campo comunque lo permetteva. Ma può essere stato un modo di allenarsi sicuramente, poi la sua tecnica sicuramente è anche naturale. Davide, da bambini ovviamente quando si gioca in piazza non esiste ruolo, non esiste niente, però sicuramente
qualche qualità già da bambino lui la mostrava. Secondo te già aveva i crismi per diventare l'attaccante che è oggi? Ma su strada si vedeva poco, perché comunque giocavamo sempre contro, perché gli altri ragazzi non ci volevano mai insieme. Però sì, su strada si vedeva le qualità sicuramente, ma il carisma si è visto sempre in campo. La cosa che ti lega di più a Giacomo qual è? Sicuramente il calcio, la passione che abbiamo entrambi l'abbiamo coltivata fin da bambini, poi a 12 anni abbiamo avuto entrambi la fortuna di essere nati in un settore giovanile professionistico e lì secondo me ci siamo legati ancora di più, perché i sabati sera prima della partita magari li passavamo insieme, poi abbiamo avuto la fortuna di vivere un derby come Sassuolo-Bologna e magari noi lo sentivamo ancora di più. Faccio un piccolo salto in avanti, poi dopo torniamo ovviamente a parlare dell'inizio del vostro rapporto e di quando eravate ragazzini. Però mi sa che so che lui ha una passione per il ballo, giusto? Ma a lui è sempre piaciuto ballare, non abbiamo mai avuto tante occasioni per andare insieme, perché ovviamente la domenica si gioca e quindi i sabati e i weekend liberi erano rari. Però qualche volta c'è stata possibilità e ci siamo sempre divertiti. Dove si scatena di più? Con quale ballo? Ma a lui piace molto latinoamericano. Da bambino era un piacione? Piacione no, dai, diciamo che piaceva e a lui piaceva comunque, dai, le cose venivano incontro, però non distraeva mai dal calcio. Davide, però tra te e lui chi è che aveva più ragazzine intorno? Ma ti dirò, anche lui lì è sempre stato forte, quindi dai, con molta umiltà dico lui. Vi abbiamo portato proprio a casa di Giacomo Raspadori, che è questa che vedete alle mie spalle. Il buon Giacomo è cresciuto qui, è cresciuto insieme ovviamente alla famiglia, insieme al papà Michele, alla mamma Roberta Rosa, al fratello Enrico e ai suoi nonni, che ovviamente, come abbiamo raccontato più volte, sono la sua forza. E noi ritroviamo Davide De Lucca. Vieni Davide, vieni pure, vieni accanto a me. Davide, ecco, quante volte sei stato qui? Ah, qui dai, diciamo che qualche tempo l'ho passato. Mi dicevi che spesso vi siete anche ritrovati nel cortiletto, no? Qui alle spalle Spesso, te l'ho detto, ogni luogo era buono per dare un calcio al pallone. Qui c'è un piccolo spiazzo di erba e l'occasione era ghiotta. Nella crescita lui va al Sassuolo, Io vado a Bologna. tu vai al Bologna. Però mi dicevi che c'è stato un derby particolare tra di voi. Ma c'è stato un derby, adesso ti dirò, ogni derby lo ricordo con piacere, perché qua ognuno porta delle emozioni importanti. Ce n'è stato uno in particolare dove ricordo un contrasto a centrocampo tra me e lui, che io terzino sinistro, lui attaccante, non so neanche perché fosse centrocampo. È stato proprio un impatto sul pallone netto, la palla è rimasta lì, dopo ci è andati in 5 entrambi, ma ogni azione contro è memoria. La maglia l'avete scambiata alla fine? La maglia non potevamo scambiarla perché purtroppo non si poteva, non era nostra, era nelle giovanili, però l'avrei voluta scambiare volentieri. La famiglia impegnata anche nel sociale, spesso fa beneficenza e questo non è mai un male, anzi tutt'altro. Tra l'altro qui accanto a noi vediamo una struttura che è proprio vicino alla casa di Giacomo ed è un teatro. Questo è un teatro, sì, è un teatro dove, da quel che so, adesso io non so in particolare ovviamente, i genitori amano fare teatro, li ho anche seguiti in un musical quando eravamo più piccoli, di Grease, dove erano proprio i protagonisti e no, sono fantastici in tutto quello che fanno, veramente. Conosco 3 soprannomi: Jack, Rasp e Raspino. Ne hai degli altri? Ma io l'ho sempre chiamato Giacomino, da quel che so siamo io e sua nonna praticamente a chiamarlo così. Quando lo vedi, è vero che mi dicevi che qualche mese che non lo vedi, però lo senti, quando lo vedi, che cos'è la prima cosa che gli dici, qual è? Sicuramente come stai, poi gli dico come sei brutto perché è un po' che non ti vedo, però sicuramente è un abbraccio perché la distanza si fa sentire, dai. E prima eravamo magari abituati a vederci 3 volte a settimana almeno.
Adesso la distanza si fa sentire. Si fa sentire, però è bello sentirti parlare, perché leggo nelle tue parole e sento nelle tue parole un po' di emozione quando parli di Giacomo, perché vuol dire che è un rapporto d'amicizia solido, e questo non è da dare scontato, ecco, non è scontato come cosa. Cosa ti lega a lui? Cosa ti ha fatto capire che Giacomo era l'amico vero? Ma sicuramente abbiamo gli stessi gusti, ci piacciono le stesse cose, abbiamo un carattere molto simile secondo me, la stessa ironia, perché ci piace molto scherzare, magari prendere anche in giro, ma sempre con buone intenzioni ovviamente. E fin da piccoli siamo trovati subito. La cosa che si può dire però è, perché magari sai tra amici c'è qualcosa che Certo. si dice ma non deve mai venire fuori, la cosa che gli dici sempre quando lo senti magari in videochiamata, lo senti al telefono? Ah, qualcosa che gli dico sempre. Poi in questo momento, sai che questa non la so. Questa, ma non c'è una cosa in particolare, dipende dai momenti. Sicuramente quando fa un gol gli dico grande bomber. L'altro giorno col Napoli e contro il Milan ha sbagliato e ho detto sono contento che sei rientrato, però fai gol. Quindi gli do, diciamo, sia la carota che il bastone. Lui ha scelto l'81 al Napoli, sì. però ha spiegato che in pratica voleva il 18, ma c'era Simeone che l'aveva già, poi ha detto dai, faccio un po' di ignoranza, non sono ignorantissimo perché lui è sempre stato un bravo ragazzo, è sempre stato impostato, diciamo. Ho detto prendo l'81 che cambio i numeri e poi il prefisso di Napoli è 81, 081, esatto. Quindi... non poteva nemmeno fare 17 più 1, 17 ce l'avevo ripeto. No, ma dai, il 18 l'ho sempre portato Perché anche l'ha da scelto? piccolo. Perché? Perché da quel che so è la sua data di nascita, è un numero a cui è legato molto e ci tiene. 18 febbraio 2000. Esatto. Ho studiato. Esattamente. Il 18 è il numero di maglia, l'81 adesso, 081, Giacomo cresce, si diverte, Giacomo diventa calciatore importante, la crescita al Sassuolo è stata fondamentale, ma prima del Sassuolo però c'è un altro aspetto di Giacomo che vi accomuna e lo avevamo toccato in precedenza, è la società Progresso, il Progresso Calcio, perché è lì che in pratica avete cementato ancora di più il rapporto calcistico, rendendolo ovviamente ufficiale, perché Certo. per strada ovviamente è un rapporto ufficioso. In maniera ufficiale cominciate a giocare, vestite quella maglia, tu mi dicevi preferisco quella bianca rispetto a quella blu, avete giocato tra l'altro un torneo, tassi 2 mi dicevi consecutivi, però quello del 2009 io penso che possa essere stato il trampolino di lancio per Giacomo, anche se da quello che so, ma non me lo confermerai mai, c'erano già tante squadre che lo cercavano prima di quel torneo. Nel 2009 eravamo veramente molto giovani, avevamo 9 anni. Sì. Sicuramente ha fatto un torneo importante, eravamo molto piccoli, ma lì ha iniziato a farsi vedere. C'è una leggenda. Giacomo va dal mister, era Aldo Tolomelli in quell'occasione, gli dice mister, ma posso tirare da qui? Il qui era l'angolo, calcio d'angolo, bandierina, campo da calcetto piccolo. Giacomo da lì mette palla a giro all'incrocio dei pali sul secondo palo, il campo di calcetto è lo spazio è ridottissimo, voi eravate bambini, me lo racconti quel momento, Davide? Perché io vi immagino tu col caschetto biondo, lui piccolino lì dalla bandierina che mette palla all'incrocio dei pali dal calcio d'angolo. Ma ti dico, è stata una partita tirata, noi eravamo soliti essere molto forti e molte volte le chiudevamo subito le partite. Era una partita molto tirata, eravamo mi sembra sull'1-1 e sincero io quasi non ci credevo più. Dopo è stato questo calcio d'angolo, io che ero in campo non me l'aspettavo neanche. Tirato questo missile all'incrocio da calcio d'angolo, c'è chi dice che se la sia spostata, ma anche se la fosse spostata resta comunque un grandissimo gol perché è un'angolazione veramente piccola e il gesto tecnico è enorme. Ma anche perché se tu te la vuoi spostare ed è un movimento impercettibile del pallone, alla fine resta il gesto Assolutamente, ma anche perché per l'età che avevamo era un qualcosa di impensabile. Però al Progresso ha giocato anche da centrocampista. Per le qualità che ha,
coi piedi che ha, assolutamente, può smista palla facilmente, anche a Napoli si vede che gli piace abbassarsi in mezzo tra i mezzali, e le qualità che ha possono permettergli di fare anche il centrocampista. Davide, ma se ti dicessi che da qui magari verso, chissà, fine carriera, Giacomo può cambiare ruolo mettendosi da play davanti alla difesa? Non lo so, qualità? Bisogna vedere un po' le sue caratteristiche crescendo, ma è anche ovviamente l'allenatore che ha l'intuizione di metterlo lì. Sicuramente lui è disponibile, sempre disponibile per la squadra, per le partite che ci saranno, lui è sempre pronto a dare tutto. Voglio tornare a Casata Spadoli, perché siamo appunto all'esterno dell'abitazione di Giacomo. Ecco, da quant'è che non venivi qui? Perché è vero che tu abiti sostanzialmente nei pressi. Qui dai, c'è stata occasione poco prima di Natale, sono passato, comunque a salutare anche la famiglia, lui era a casa con la ragazza, in quei pochi giorni che aveva di vacanza, però sì dai, quando posso, se lui c'è, passo sempre a suonare. Ma Giacomo a scuola com'era? Secchione? Giacomo era furbo, è furbo come in campo, perché è sempre stato bravo, si è sempre applicato, faceva quello che serviva per portare a casa il risultato. Portava a casa il risultato, copiavi tu da lui o lui da te? No, diciamo che copiare a vicenda era difficile perché non avevamo 2 cime, però dai, qualcosina se si riusciva. Adesso le maestre ci staranno guardando, però no, qualcosina. Sì, dalle elementari, Giacomo arriva alle scuole medie e noi siamo proprio alla scuola media Donini Pelegalli, dove Giacomo insieme a Davide ha frequentato appunto il triennio per poi iscriversi alle scuole superiori. Davide, ecco qui avete frequentato insieme le scuole medie, sono stati 3 anni importanti, compagni di classe. Sono stati 3 anni, sì, assolutamente, sono stati 3 anni importanti dove siamo cresciuti e sì, meno male che c'era lui perché dai, sempre piacere avere un amico così stretto in classe. Io però voglio fare un passo indietro e voglio tornare alle elementari, a quel corridoio lungo, quinta elementare, classe A e classe B, tutti e due separati, non eravate, abbiamo detto, nella stessa classe, ma che succedeva in quel corridoio? Dai, essendo in sezione differente, ci vedevamo solo nell'intervallo e con quel corridoio così lungo abbiamo fatto una pallina di carta e poi iniziava sempre la partitella di calcio, poi purtroppo c'era l'estintore che era avvolto nel vetro e purtroppo l'abbiamo sfondato con un calcio, ma vabbè, sono cose che comunque i ragazzini ci può stare. Quindi qualche marachella alla fine c'è stata. Qualcosina c'è stato. Venendo dal centro di Castelmaggiore, percorrendo via Bondanello, si arriva alla vecchia chiesa di Bondanello, che è un'altra tappa fondamentale nella crescita di Giacomo. E sì, perché qui c'è un campetto, il campetto dell'oratorio, dove Giacomo si ritrova insieme ai suoi amici ed un amico in particolare. In pratica lo consuma avanti e indietro su per questo campetto, ore e ore a giocare interminabili, a rincorrere dietro a quel pallone, a rincorrere dietro quei sogni che poi sono diventati realtà. La chiesa di Bondanello e l'oratorio della chiesa di Bondanello con quel campetto diventano perno anche quello della vita e della crescita calcistica di Giacomo, che poi da lì a poco si trasferisce in una società, quella che è il Progresso. Davide, l'altra tappa è quella precedente all'arrivo al Progresso, è in questo campo qui, o meglio in questa struttura qui, campetto accanto sostanzialmente che vi ha visto i protagonisti, mi raccontavi porte spostate, adesso messe magari col tempo in un altro campetto più vicino, però siamo alla chiesa di Bondanello e la chiesa di Bondanello diventa, l'oratorio della chiesa di Bondanello diventa una tappa fondamentale nella crescita, no, di tutti e due. Assolutamente, perché qua non sembra, ma ci abbiamo passato molte estati, perché abbiamo fatto numerosi campi estivi e era come ogni luogo e con 2 porte e un campo da calcio era motivo per mettersi le scarpini e iniziare a giocare. Ecco, io ti guardo, no?
Sento la tua voce, mi racconti, mettere gli scarpini e giocare, però leggo l'emozione sul tuo volto, perché ti giri a destra e a sinistra, è come se tu in questo momento stessi rivivendo quei momenti insieme a Giacomo. Ma sai, ricordo che noi eravamo più piccoli, perché comunque si giocava contro gli animatori che erano più grandi d'età, giustamente, e il livello tecnico alla fine non c'è, cioè si assottigliava perché noi eravamo probabilmente superiori, ma comunque il divertimento era sempre la cosa fondamentale. Bicicletta, io vi ci vedo sulla bici, venite qui al campo, metterla magari fuori e correre avanti, indietro, noi lo vediamo un pochino consumato, secondo me non è il tempo che l'ha consumato, siete stati voi. Ma sicuramente noi l'abbiamo arato probabilmente, però sì, anche il tempo l'ha un po' deteriorato. Aneddoti in questo campo ne hai? Aneddoti? Sì. Ricordo con piacere i tornei estivi proprio tra parrocchie. E Giacomo, devo dire che era sempre il migliore in campo. Come sempre. No? Come sempre. No, però ci abbiamo passato tanti bei momenti. Uno in particolare adesso non mi viene in mente, però ricordo che arrivavamo qua la mattina alle 8, c'era magari l'appello e dopo la prima cosa che facevamo era entrare in campo e si usciva alle 4 di pomeriggio, ma si andava a dormire perché eravamo distrutti. Ricordo che in una stagione fece una cosa come 64 gol. Che stagione era? Che campionato era? Eravamo ancora giovani, era il primo anno probabilmente e ogni volta ci vedevamo a scuola e chiedevo com'è andata. Mi dice abbiamo vinto 3-0, quanti gol hai fatto? 3. Però sì, ricordo che poi arrivato in primavera col fatto del divario dell'anno, che magari c'era il 99 che era l'anno più grande, all'inizio trovò poco spazio, poi dopo alla fine si impose diventando fino capitano della primavera e dopo ha fatto il salto con la prima squadra e lì non è più sceso. Secondo me Mertens è più rapido e forse più folle nelle giocate, Giacomo è più, magari è più, mi ricordo più un giocatore di altri tempi. Io lo paragono sempre a Di Natale. È stata una sorpresa perché poi vincere sapendo che lui fa parte della squadra rende tanto orgoglioso gli italiani e me ancora di più perché sono suo amico. La Coppa l'hai vista? La Coppa non l'ho vista solo in foto. Ci siamo sentiti subito dopo che ha vinto, mi ha detto che era dilaniato perché non dormiva da giorni, dopo sono andati a Roma a fare la premiazione, ma mi ha detto che è stata un'emozione incredibile, sono cose che vanno provate sicuramente. Sono contento per lui perché comunque è lontano da casa, è una realtà diversa da Sassuolo, le aspettative e le pressioni sono alte e lui ha risposto alla grande perché comunque mentalmente è più forte. Giacomo credo che ne sia non fiero di più di questa cosa e lo scudetto a Napoli è un qualcosa di importantissimo. Posso dire che lui veramente nella sua carriera fino adesso non ha mai sbagliato una scelta e i suoi obiettivi li ha prescritti nella testa ed sono la sua forza. Tutto quello che tocca Giacomo diventa oro. No, possiamo dire così, però sono convinto che è davvero la sua voglia di arrivare, far sempre di più, di porsi nuovi obiettivi, sia la sua marcia in più. Cosa ti dice? Come vive la città lui? Allora mi dice che Napoli purtroppo non la riesce a vivere a pieno nel centro perché il tifo di Napoli è calorosissimo e purtroppo non riesce a girare liberamente, no? Però lui abita a Posillipo. È fantastico perché si sveglia la mattina, apre la finestra e vede il mare. Sei andato a trovarlo? Io ancora non ho avuto la fortuna per vari impegni, comunque non è comodissimo, però ho amici che hanno avuto la fortuna e il tempo di riuscire a trovarlo, l'hanno trovato anche per me, dai. L'Under 21 è quella che potrebbe essere la nazionale Under 21 all'Europeo e poi pensiamo alla nazionale maggiore, abbiamo delle problematiche da risolvere. Ma diciamo che in certi ruoli dobbiamo ben sperare, poi ci vedrai, i giovani stanno crescendo, Mancini mi sembra che stia cercando di portare una mentalità diversa
da quella che hanno adesso le società, di cambiarla, di portare i giovani a giocare di più, a essere più protagonisti dei propri club. E io spero che Giacomo ne sia il capitano di questo movimento che in Italia deve cambiare, sta cambiando. Quando è entrato allo stadio Diego Armando Maradona, perché già il nome mette i brividi, Certo. che cosa ha provato? Ma lui mi ha descritto il fatto di quando ha fatto il primo gol al 90° contro lo Spezia, Sì. che non fece una prestazione fantastica a livello di qualità, strano da lui, però a livello quantitativo di gamba corse tantissimo, soprattutto quando fece gol, andò sotto a curva e mi ha detto che il cuore gli stava esplodendo per un'emozione che non aveva mai provato in assoluto. E mi ha detto che gli veniva da piangere da quanto la gioia gli batteva nel petto. Lì davanti c'è Giacomo, che cosa ti senti di dirgli? Mi sento di fargli un grandissimo in bocca al lupo per il futuro, di continuare come sta facendo e di prenderci tutto quello che può, perché con la sua fame e la sua grinta può veramente arrivare dove vuole. E proseguiamo il viaggio alla ricerca di tante nozioni che riguardano Giacomo Raspadori. Lo facciamo perché abbiamo trovato due amiche di Jack, Irene ed Alice. Ciao ragazze. Ciao. Ciao. Beh, io comincio subito con chiedervi come è cominciato il rapporto di conoscenza con Giacomo. Irene, mi dicevi che tu hai avuto modo anche alle scuole elementari, non eri proprio in classe con lui, però hai cominciato lì a conoscerlo. Sì, dalle scuole elementari frequentavamo degli amici in comune e quindi molte festività, veramente come Capodanno, anche quando ci trovavamo i pomeriggi eravamo insieme alle elementari. Alice? Io invece Jack l'ho conosciuto appunto al campo estivo, l'estate ragazzi, e frequentavamo già le medie e da lì insieme a Lire, lei, Dado, e abbiamo stretto un bel rapporto d'amicizia e poi è proseguito negli anni. Dalle medie abbiamo iniziato a consolidare sempre di più la nostra amicizia e uscivamo spesso insieme, quasi sempre insieme, eravamo noi due, Jack e Dado. Spesso a casa di Jack eravamo, mi Esatto. ricordo. E da lì sì, è proseguita e prosegue tuttora. Ma com'era con voi, Giacomo? Ovviamente eravate allora bambini e quindi il rapporto era differente, era più un rapporto di gioco, ecco, mettiamola così. Però com'era con voi? Perché noi abbiamo chiesto un po', no? Ci è stato detto che piaceva Giacomo, si lasciava guardare il buon Giacomino. Sì, era un bel ragazzino e era molto giocherellone e soprattutto molto buono con noi amici, ma con qualsiasi persona che incontrava e tuttora lo è. Irene non parla, non risponde sul fatto che piaceva o meno. No, sono d'accordo. Si tira fuori. No, sono d'accordo con Alice e poi è sempre stato un ragazzo che comunque andava d'accordo con tutti, va d'accordo con tutti perché ha appunto questo fare molto amichevole con tutti, poi è un ragazzo molto umile, molto generoso, molto alla mano e quindi piace sia da un punto di vista estetico ma anche... Giusto per non metterla in umano. imbarazzo dovete sapere, voi che ci state guardando da casa, che Irene è diventata russa. Nonostante il mondo calcistico ha 1000 sfaccettature, io come racconto ai miei amici quando mi chiedono com'è Jack, rispondo sempre che è una persona umile, che ha i piedi per terra da quando è entrato appunto nel mondo del calcio e gli fa tanto onore questa cosa qua. Quando lo vedete giocare, per esempio, cioè ti dice ma io lo vedo segnare, fa gol importanti, gioca nelle grandi partite. Cioè, ma ti senti un po' orgogliosa? Cioè, hai quella sensazione di dire... Molto, però faccio fatica ancora a realizzare la cosa, perché essendo appunto un nostro amico molto stretto, ti fa un certo effetto vederlo comunque in TV e poi, cioè, sempre collegandomi al fatto che è una persona molto umile,
mi fa strano quasi vedere una persona con un carattere del genere in questo mondo qua. È un mondo questo particolare e hai ragione. Lo stadio Diego Armando Maradona però è ancora peggio, ancora forse meglio, non peggio, perché quello è lo stadio del calciatore più importante della storia del calcio. E l'effetto che vi fa vedere Giacomo lì? Io a questo sinceramente non ho mai fatto questo collegamento, però è emozionante anche. Io purtroppo non lo seguo molto nelle partite, però ho visto diversi gol e quando li vedi dici cavolo. Gol nel Napoli, li hai visti? Certo. Sì, no, intendevo del Napoli, però è molto bello. È molto bello. Sì. Quando ha vinto Irene l'Europeo con la nazionale? Ecco lì. Lì sono saltata per aria dalla sedia. Eravamo tutti qua a vederlo con degli altri ragazzi di Castelmaggiore, avevamo proiettato col proiettore tutte le sedie fuori all'aperto ed è stato un tripudio, non solo mio, tutti insieme eravamo a settimo cielo. Io sono curioso. Di solito si dice che la curiosità è donna, io non lo sono, non ce l'ho la parrucca bionda, però quello che vi chiedo è qualche aneddoto, qualche curiosità che riguarda magari il vostro rapporto con Giacomo o lo stesso Giacomo da solo. Scherzi che si facevano Dado e Jack quando erano alle elementari, che noi purtroppo non eravamo con loro, ma in un'altra scuola. E poi cos'altro? Io mi ricordo di questa scena sempre al campo estivo, alle medie. Il Jack che faceva un po' il fenomeno. E eravamo in piscina e a un certo punto dice con Alice e un'altra nostra amica: dai, io vado sott'acqua e voi mi venite sulle spalle, facciamo tipo un totem, no? Quello degli indiani. Allora loro salgono in 3 sulle spalle, lui si tira su, tac, bloccato col collo, si doveva girare così, è stato un giorno intero a girarsi così e ho detto fa bene il fenomeno Giacomo. Alice, quello è Giacomo, che cosa ti senti di dirgli? Che da amica sono molto orgogliosa di lui per il percorso che ha fatto, che ha intrapreso e per quello che sta facendo tuttora. E è un orgoglio sia per me, ma penso anche per la piccola Castelmaggiore, e sono tanto felice per lui, per la ragazza che ha accanto, e gli auguro tutto il bene di questo mondo. Irene, anche con te, quello è Giacomo, che cosa ti senti di dirgli? Mi sento di dirgli intanto ti voglio bene, tanto, e poi che sono molto orgogliosa di te e mi commuovo e del percorso che hai fatto e che stai facendo. E sono molto contenta anche della persona che è accanto, perché vi completate e sicuramente lei aiuta anche in questo percorso tuo. E niente, continua così e ci vediamo presto. Un bacio. Francesca, me lo racconti il tuo Giacomo? Sì, Giacomo ci siamo conosciuti che eravamo veramente piccolissimi e poi negli anni ci siamo persi di vista, però devo dire che nonostante l'ho rivisto da grande, da giocatore di calcio già in Serie A, è rimasto veramente uguale, nel senso che la preoccupazione che ha per gli altri ce l'aveva da bambino e gli è rimasta. È sempre molto disponibile, è molto, non so come dire, simpatico, pungente, ironico e lo è rimasto. Lo era da veramente piccolissimo e lo è tuttora, e negli anni ci siamo un po' persi, però ogni volta che lo rivedo è sempre lo stesso. La conoscenza tra te e Giacomo comincia alle scuole elementari, anche se in classi differenti, sì. Però l'istituto era quello lì. Sì, è piccolissimo. I bassi.
Filippo Bassi, sì, eravamo in classi diverse, io ero in classe col suo migliore amico e quindi poi da lì si è creato una specie di gruppetto anche con altri ragazzi del calcio, perché poi alla fine Castelmaggiore è piccola, quindi ci conoscevamo tutti. Tu lo vedevi con Davide, il miglior amico è Davide ovviamente De Lucca, lo vedevi all'esterno del Bassi giocare nella piazzetta? Sì, c'eravamo noi ragazzi che giocavamo, facevamo vari spettacolini, fingevamo di fare le wings, queste cose qua, invece i ragazzetti che giocavano a calcio e sì, eravamo tutti... Eravate piccolini, però era un'amicizia speciale. Era un'amicizia speciale, Era sì, un'amicizia si speciale. si può dire. Poi Giacomo comincia, perché poi l'oratorio, casa, Davide, gli amici, il pallone, la costante, il gioco del calcio, la costante nella vita di Giacomo, arriva al Progresso, Sì. dal Progresso al Sassuolo e te lo portano via. Me lo portano via. Sì, è vero. Ti trattieni però. Sì, non posso sbottonarmi troppo. Però so che sei molto amica di Elisa, la fidanzata. Sono molto amica di Elisa, tant'è che i rapporti che io adesso ho con Giacomo sono grazie all'Eli e quindi sì, no, siamo molto amiche e di recente ci siamo viste, ci siamo sentite, quindi non ti preoccupare. Giacomo legato al mondo del calcio, Giacomo cresce, Giacomo diventa calciatore importante, nel Sassuolo ha scritto pagine importanti di storia di quel club, del club neroverde, diventa anche capitano, ecco, ma da fidanzata di un napoletano, anche se non tifa Napoli, ma che sensazione provi quando lo vedi entrare nello stadio Maradona? Perché già il nome è un nome importante. Allora io adesso devo dire una cosa, che io sono una persona che mi emoziono sempre tanto. Io già quando lui fece l'esordio in Serie A con il Sassuolo mi sono emozionata, perché è comunque una persona che conosco da sempre, anche se non abbiamo mantenuto i rapporti, comunque l'effetto fa, dai 9-10 anni ai 18 che fa l'esordio, tuttora vederlo giocare. Ogni tanto io da tifosa del Bologna magari guardo il Napoli e dico guardo lui, cioè... Vincere lo scudetto a Napoli dopo 33 anni. Sì. È un'emozione diversa secondo me, perché forse più in questo caso più per i napoletani, che lì era proprio una cosa, era diverso, cioè sono contentissima, fa stranissimo vederlo primo, diciamo, però sono contentissima. Pensi al passato, ce l'hai un aneddoto da raccontarci che riguarda Giacomo? Allora, è un aneddoto, è un po' personale, però no, per far capire che persona è, e per questo dico che non è cambiato negli anni. E la prima volta che si presentò alla mia famiglia, comunque eravamo ragazzini, avevamo 8-9 anni, quindi quanto può essere serio un ragazzino, lui si presentò a mio padre in maniera proprio con la mano dicendo: io sono Giacomo, sono l'amichetto speciale di sua figlia, e mio padre rimase un po' impietrito, perché è strano da un ragazzo così piccolo, un bambino, non era un ragazzo, essere così educato e presentarsi in questo modo, quindi questo fa capire quanto lui, cioè, tuttora anche quando lo vedo, è sempre molto posato, educato, e penso che un giocatore di calcio così, che rimanga tanto umile, tanto educato, non ce ne sono tanti, quindi io sono proprio fiera della persona che è. Qui davanti c'è Giacomo, che cosa ti senti di dirgli? Allora, ciao Jack, e niente, penso che tutto quello che c'era da dirti te l'ho già detto, forse l'unica cosa è che secondo me non sei di ispirazione solo a chi vuole fare il tuo lavoro o ai ragazzini più piccoli che ci sperano, ma per tutti, anche per me che in un altro modo devo inseguire quello che voglio fare, il mio sogno, e spero di poterlo fare come hai fatto tu con il calcio. Vi abbiamo raccontato che il filo conduttore della famiglia Raspadori è una società in particolare ed è la Progresso Calcio 1919. Noi ci troviamo allo stadio comunale Progresso perché a breve andremo a sentire la voce di chi Giacomo Raspadori l'ha vissuto. Dobbiamo però fare un passo indietro, perché Giacomo, che si diverte nell'oratorio, ha un hobby, una passione con il fratello Enrico, ed è quello del nuoto, e infatti qui c'è proprio anche la piscina che fa parte del centro sportivo Progresso. Al Progresso Calcio con il vicepresidente Umberto Molinari. Ecco presidente, Giacomo è cresciuto all'interno di questa società, un leader positivo, un ragazzo determinato ma con la testa sulle spalle.
Sì, è tutto vero e credo che la famiglia abbia un ruolo determinante in questa crescita e in questa valutazione che lei ha fatto di Giacomo. Enrico, suo fratello, ha iniziato qui al Progresso, ma avevano però prima del calcio anche, o meglio insieme al calcio, anche un'altra passione, che era quella del nuoto, ma ha iniziato qui a fare nuoto. Sì, ha iniziato proprio qui perché la nostra società dal 2006 è convenzionata con una piscina che è qui di fianco al nostro impianto e quindi favorisce ai ragazzi di fare 2 discipline, nuoto e anche calcio. Giacomo Raspadori ha una famiglia alle spalle che è stata fondamentale nella sua crescita e anche appunto nell'evoluzione del suo percorso calcistico. Il papà Michele e la mamma Roberta Rosa, in pratica lei, papà Michele, l'ha allenato, sì. La mamma invece Roberta Rosa la vive qui all'interno del Progresso, visto che dà comunque una mano, ha una collaborazione con voi. Sì, sono persone che esprimono sempre tanta educazione anche nei loro rapporti ed anche quando ho avuto il papà come calciatore, un ragazzo generosissimo e quindi ha trasmesso qualcosa ai figli. E per quanto riguarda la signora, sì, collabora con noi per le iniziative e per eventi che creiamo per i bambini. Ad un certo punto Giacomo va al Sassuolo. Prima però di andare al Sassuolo c'erano diversi club su Sì, di lui, sì. per esempio? Ma per esempio c'era l'Inter. L'Inter anche da quello che si diceva anche di recente, prima del trasferimento a Napoli, sembrava che l'Inter fosse favorita nella corsa a Giacomo. E l'Inter, per esempio la Roma, e quindi era un ragazzo che aveva suscitato grande interesse su delle società professionistiche importanti. Parlava degli allenatori e la prossima domanda è proprio sull'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Secondo lei si aspettava un po' più in campo Giacomo Raspadori oppure diciamo che al netto dei problemi fisici che ha avuto lo spazio è stato comunque importante? Ma io non mi permetto di giudicare un allenatore come Spalletti che insegna calcio, ma soprattutto... dico a livello personale, cioè a lei, livello personale, visto che al Sassuolo era inamovibile, era un titolare inamovibile. inamovibile, però il Napoli quest'anno si sta esprimendo a dei livelli talmente alti, con dei giocatori importanti come Osimhen o Kvaratskhelia. Insomma è un complesso, è un meccanismo che va, anche perché con Giacomo la palla alta non la giochi e quindi Spalletti dovrebbe modificare un attimino l'assetto delle strategie sulla tattica che applica e quindi credo che è meglio di Spalletti. È vero che lei oggi è il vicepresidente del Progresso, sì, e non vuole esprimersi su argomenti tecnici, tattici, no, diciamo, però veramente inopportuno. Però le chiedo, visto che poi ne parleremo anche ovviamente con i suoi ex allenatori, ma visto che lei lo ha visto, lo ha vissuto, ecco, ma Giacomo che ruolo ha? Perché c'è lui in pratica là davanti può giocare alle spalle, sotto punta, può giocare largo a sinistra, può giocare largo a destra, può giocare anche da centroavanti. Sostanzialmente lui le può far tutte là davanti. Davanti le può far tutte, ma io sono con De Zerbi. De Zerbi lo definisce un centravanti, io sono con lui, però può giocare anche mezza punta, perché per esempio l'esplosione che ha avuto nell'Under 21 con Scamacca e lui giocava dietro, è stata un'arma vincente. Però lui può fare tanti ruoli, lo vedo meno come esterno, comunque questa è una mia personalissima opinione, perché gli manca la corsa, gli manca quella corsa lunga, quella corsa dei 20-30 metri. Giacomo si deve fare una corsa un po' come Insigne, se gioca con quando ha la palla, magari con una sovrapposizione anche dell'esterno e quindi lo fai giocare 1 contro 1, allora diventa devastante. Anche Giacomo, se lo fai giocare 1 contro 1, diventa devastante. Quindi per questo credo che sia un ragazzo che è duttile, è versatile, perché però la mia personalissima opinione, che condivido con De Zerbi,
secondo me Giacomo centravanti è tanta roba, perché favorisce gli inserimenti degli esterni, il gioco del Napoli che prevede anche gli inserimenti dei centrocampisti che vengono a tirare, e una cosa e l'altra, con un elemento come Giacomo può dettare tantissimi passaggi e offrire al Napoli tantissime soluzioni per quanto riguarda l'attacco. Giacomo è uno dei calciatori più celebrati dell'Emilia Romagna, tant'è che il presidente Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna, gli ha riconosciuto anche un premio. Sì, ma quando hai la fortuna di avere un ragazzo come questo, con una famiglia alle spalle, come abbiamo detto, è inevitabile che diventi, per chi fa politica, per chi rappresenta la nostra regione o per chi rappresenta il calcio, devi per forza offrire ai ragazzi questo esempio, perché Giacomo è un esempio di serietà, è un esempio di passione, e poi tutto quello che ci va dietro per quanto riguarda l'aspetto tecnico, tattico, ma soprattutto comportamentale, perché quando tu hai dei ragazzi così, un allenatore fa allenamento, si diverte, ma quando hai, e poi oggi nel calcio, io come vi ho detto ho avuto qualche esperienza anche giù in Campania, e quando hai ragazzi così diventa tutto, e qui il merito anche di Giuntoli ha avuto. Io ricordo l'intervista quest'estate di Spalletti nella piazzetta del Ritiro Di Maro. A Di Maro non c'era nessuno, per dire, a volte il calcio ha degli elementi talmente fragili e sottili che è difficile, perché sono elementi che si fondono a volte con un'alchimia chimica che non c'è nei libri. Se al mio posto ci fosse seduto Giacomo Raspadori, che cosa gli direbbe? Ma gli direi che deve continuare ad essere se stesso, sempre. Giacomo, devi cercare di essere sempre te stesso, perché questa è la tua forza, è stata la tua forza, oltre alle qualità morali che hai, ma senza dimenticare l'aspetto tecnico, perché quando scendi in campo la gente viene per applaudirti e vedere lo spettacolo che puoi offrire a tutti i napoletani, che fra le altre cose se lo meritano, perché la passione che si vive quando si gioca in Campania non la vivi in nessun'altra regione. In questo campo, nel 2009, al torneo Tassi, Giacomo Raspadori si avvicina al proprio allenatore e dice: «Mister, ma posso tirare da qui?» Era il calcio d'angolo, era una partita importante di quel torneo. Giacomo prende il pallone, lo posiziona sulla lunetta, da questa lunetta, e fa gol a giro da calcio d'angolo. L'allenatore di quella formazione del Progresso, nel periodo di Giacomo Raspadori, il primo allenatore di Giacomo Raspadori al Progresso, era mister Aldo Tolomelli, e noi l'abbiamo raggiunto. Ciao mister, piacere di conoscerti. Cominciare questo racconto con te partendo proprio da questo calcio d'angolo. Ecco, Giacomo si avvicina a te e ti chiede: mister, ma posso tirare da qui? Sì, è un'emozione ancora adesso trovarmi su questo campo, pensando a quella partita lì, dove finale del nostro torneo Tassi, partita che non riusciamo a sbloccarla, anche se Giacomo ci ha portato in vari modi, e sotto una pioggia tremenda, tutti i genitori là, e lui mi fa questa domanda sul calcio d'angolo, mi chiede: ma posso tirare, mister? Ho detto: Giacomo, tu fai quello che vuoi. Cioè, ha fatto una roba incredibile, ancora mi emoziono a raccontarla, veramente incredibile. E da lì abbiamo vinto il torneo, il secondo di fila, perché era la seconda volta che facevamo questa finale con questo gruppo che faceva parte Giacomo Raspadori. Sei stato il primo allenatore al Progresso di Giacomo. Giacomo, ragazzo sempre molto educato, carattere silenzioso. Mister, ma Giacomo era così da bambino, cioè carattere silenzioso, oppure è cambiato nel corso del tempo?
No, io rivedo ancora il Giacomo da bambino, lui era già così, già un piccolo adulto, sempre disponibile, un esempio per tutti quanti, instancabile. È così, io lo vedo Giacomo con lo stesso entusiasmo, stessa voglia, anche se è in un mondo di adulti professionisti e quindi il suo lavoro un po' me lo aspettavo che cambiasse, invece è lui, la gioia di giocare al calcio. A me mi dà ancora questa sensazione, è incredibile. E allora la gioia di giocare a calcio. Giustamente tutti si chiedono, ma Giacomo Raspadori, in attacco può giocare a destra, può giocare a sinistra, sotto punta, può giocare da centravanti, ma il primo ruolo di Giacomo Raspadori qual è stato? Secondo me è ancora così, perché non aveva un ruolo. Perché io l'ho usato, a parte il portiere, che avrebbe potuto farlo, l'ho usato in tutti i ruoli, anche se giocavamo a calcio a 5, però lui ha fatto del calcio a 7. Secondo me lui si può adattare da esterno, da sottopunta, può fare anche il vertice alto, anche se di statura, ovviamente con le palle alte soffre un po', ma secondo me Spalletti ha un'arma lì. Io non devo insegnare sicuramente niente a Spalletti, secondo me è un'arma in più per Spalletti, perché questo può giocare da esterno, ovviamente io penso in un 4-3-3, secondo me può fare l'esterno, il sottopunto come dicevo, è un giocatore anche da centrocampista, secondo me in futuro, invecchiando, perché è molto tecnico, potrebbe giocare anche a centrocampo. Ecco. Da regista, vedi, mi ricordo un Pirlo, molto tecnico, mi ricordo un Pirlo che faceva il trequartista, non trovò spazio, il buon Ancelotti l'ha inventato un mediano basso, è diventato uno dei mediani più forti in quel periodo del mondo. Quindi Giacomo io lo immagino anche in quel senso lì. Centrocampista. Per me sì, classico poi play. io non sono nessuno. Classico play. Bravo, esatto, perché è molto tecnico, pensa Alle veloce, qualità. rapido, ha queste qualità. La visione di gioco è quello che ha fatto un po' la differenza, no? In Giacomo. Esatto, proprio quello, sono d'accordo. La sua visione di gioco è veramente... poi è una cosa che ho già detto in altre interviste, io ancora mi chiedo qual è il suo piede forte, ma già da bambino. Cioè, stiamo parlando di un giocatore, adesso è affermato, ok, ci lavori sul destro e sul sinistro, ma questo già era così, destro e sinistro, stessa roba anche da pulcino. C'è un episodio che dici, guarda, penso a Giacomo quando lo allenavo io e mi viene in mente questa cosa, una giocata, al di là del gol da calcio d'angolo che dicevamo. Ne ha fatte tante Giacomo di situazioni, c'è una situazione dove ho già raccontato in un torneo dove dovevamo fare per passare il turno, non so, forse 10 gol, per la differenza reti era una roba, ha detto se ci penso io, 9 li faccio io e il resto li faccio fare ai compagni, quindi siamo passati il turno anche quella volta là, cioè, una cosa incredibile. Ci dicevi destra-sinistro non fa differenza. No. Lui calcia bene Sì, tutte e due i sì, piedi. sì. Non ha nessun tipo di problema. Avevo difficoltà a capire se era destro o sinistro da Poi l'hai piccolissimo. capito? No, non ho ancora capito. Sono onesto, non lo so. Talmente abile No, è a abile, calciare sì, che sì, non sì, fa. sì. Ma tant'è che giocare a sinistra, largo a sinistra, giocare nell'eventualità largo anche a destra, per lui non fa differenza. Non fa differenza, perché lui ti può saltare a sinistra, ti può saltare a destra, e lì il problema è a marcare un giocatore così. E ripeto, è un percorso che ha fatto fin da piccolo, era così, perché io ho provato esercizi vari, mettere in difficoltà Giacomo, che alzava il livello di esercizi, ma non sono mai riuscito perché è molto abile sia a destra che a sinistra. Quindi... Mister, sapevi che da bambino Giacomo amava l'Inter e un calciatore in particolare, Samuele Eto'o? Sì, sapevo, È vero. me l'ha confidato. Ah, te l'ho confidato, Sì. te l'ho confidato. È interista. È interista? Sì. E perché Samuele Eto'o? Perché poi Eto'o è un calciatore totalmente questo diverso. non lo so perché. E questo non me l'ha mai detto il perché, però sapevo di questa cosa, tifoso dell'Inter. Giacomo. Come Dai. tifoso dell'Inter? Come tifoso dell'Inter? No. No. È una Roma che tutti sanno. È strana quella storia, no? Cioè come ci si dimentica Forse di... si stanno mangiando un po'. Si stanno mangiando le mani. Bruno secondo Conti me- mi sa secondo che... me quella volta magari si mandava un autista a pescarlo, cambiava il suo percorso,
poi ma non so in positivo o in negativo, però nell'animo di un ragazzo che sa di dover provare con la Roma, una società così importante, arrivare in città e dimenticarsi di lui, vuol dire so che in che- Giacomo aveva anche personalità, perché Sì, altrimenti una cosa del genere ti segna. Sì, no, ma questi cioè, proprio rispecchia l'umiltà che hanno. Vabbè, non c'è nessuno, ritorniamo a casa, si riparte per alti lidi. Questo è Giacomo, cioè così, non si abbatte. Era così da piccolissimo, ripeto, è sicuramente migliorato a livello caratteriale e quindi lui ha tutto gas in tutto quello che fa. Mister, davanti a te c'è Giacomo Raspadori, che cosa gli vuoi dire? Ah, caro Giacomo, bravissimo, hai fatto un percorso stupendo, ti auguro il bene possibile perché lo meriti come persona prima di tutto e io sarò sempre tifoso tuo, per sempre. Forza Giacomo! Ringraziando mister Tolomelli, grazie mister. Grazie a voi, un piacere. Il percorso di Giacomo Raspadori con la maglia qui del Progresso continua con un altro allenatore. Ecco, la panchina è quello che fa sì che mister Tolomelli lasci Giacomo con chi si ritrova? Con un altro allenatore, Francesco Filippini. Mister, piacere di conoscerti. Piacere mio, Ciro. Ecco, mister, tu sei stato il secondo allenatore di Giacomo qui al Progresso. La stessa domanda la faccio anche a te. Mister, il tuo Giacomo Raspadori? Il mio Giacomo Raspadori è un ragazzo che è uscito dalla classe dei Pulcini, ha fatto un paio d'anni con il mio collega precedente e in questo momento, che è il terzo anno, siamo nel 2010-2011, si appresta a iniziare un'attività verso le fasce di età un po' più ampie, un po' più alte. Giacomo da questo punto di vista ha sempre dato ampia disponibilità di lavoro, è sempre stato puntuale e preciso agli allenamenti e da questo punto di vista è innegabile, si è sempre comportato in maniera impeccabile ed esemplare. Si giocava fino alla maglia numero 7. Giacomo è vero che indossava il 5? Assolutamente sì, quella regola era stata anche confermata con il mio gruppo e con me Giacomo portava il 5 come faceva gli anni prima. Mister, possiamo dire che l'inizio di Giacomo con te l'ha visto forse in un ruolo diverso da quello che lo vediamo oggi, perché oggi fa l'attaccante, centravanti, gioca da esterno largo, ma non l'abbiamo mai visto giocare da centrocampista, cosa che con te faceva. Possiamo dire che Giacomo era un vero e proprio tessitore di calcio? Assolutamente, assolutamente, e con le proprie doti era in grado comunque di fare girare la squadra con i propri ritmi. Da questo punto di vista era un interditore e rilanciava, muoveva anche per la palla nei confronti dei compagni, si giocava già a 7, quindi si cominciava anche a già parlare di reparti e lui attraverso il suo ruolo di centrocampista centrale era in grado proprio di dettare i tempi sia per la fase difensiva che per la fase offensiva. In pratica vinceva le partite da solo? Quando ci si metteva di buzzo buono, senza dubbio. Poi è chiaro che cominciava già a essere una categoria dove incrociavi anche degli avversari all'altezza e in effetti ogni tanto, se posso muovere una pecca, ma in quel ruolo sia ben chiaro, una delle cose che gli contestavo è che era poco capace di difendere. Da questo punto di vista, sotto il profilo difensivo l'avrei voluto un po' meglio, ma non gli mancava certamente l'intensità, la grinta, la decisione, che insomma sono una caratteristica importante per un giocatore di calcio. Mister, mi hai raccontato a microfoni spenti di un episodio particolare, ecco, a dimostrazione del fatto che era il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via. A fine allenamento voi qui avevate la cosiddetta buca dei palloni. Mister, ma è vero che andava sempre lui a prenderli a fine allenamento? Assolutamente, Giacomo era sempre il primo che andava a raccogliere i palloni per portarli dentro la buca, proprio per aiutare, ma i palloni, poi parliamo di tutto il materiale, anche cinesini, coni, lui era, insomma, era un sogno, però effettivamente non era corretto per un discorso di gruppo, per cui spesso e volentieri Giacomo lascia fare anche gli altri, perché è giusto che anche gli altri debbano, insomma, partecipare sotto questo aspetto alla vita del gruppo. L'aneddoto più bello che ti ricordi pensando a Giacomo? Giacomo da questo punto di vista non ho una situazione particolare sotto questo aspetto, perché comunque effettivamente Giacomo
nell'annata con me ha voluto essere normale, se vogliamo dirlo, ha voluto essere normale, quindi partecipava insieme ai compagni agli allenamenti, dava molta partecipazione, era molto presente, però ci ha fatto vincere anche dei tornei assolutamente, perché è innegabile che sotto questo aspetto era lui che faceva la differenza, però non ha mai voluto darmi delle istruzioni particolari. Ecco, c'è stato un episodio che è stato un po' un rammarico. Alla fine di quella stagione c'era chiamiamolo un torneo, no? Che veniva organizzato dalla Federazione Scuola Calcio e sostanzialmente radunava le scuole calcio delle diverse province, e alla fine di questo torneo ogni provincia aveva il suo vincitore. Andiamo a fare le finali per sancire proprio la scuola calcio regionale a questo punto, e Giacomo accidenti, Giacomo non c'è. Ma come non c'è? I suoi genitori hanno deciso che quel weekend si va al mare. Ma come facciamo? Proviamo. Niente, prova, ma. Decisione era presa, Giacomo va al mare e noi abbiamo giocato le finali senza Giacomo. Tu l'hai messo a centrocampo, Spalletti a dicembre, durante il ritiro invernale per la sosta del mondiale, prende Giacomo Raspadori e lo mette a mezzala. Mister Filippini ha pensato, ma vuoi vedere che avevo ragione? No, per carità, non oserei mai andare, come si può dire, a fare mio delle scelte che, con il dovuto rispetto, in certe categorie fanno altri. Però ci avevi visto lungo, Però sì, per carità, siamo tutti allenatori in Italia e anch'io me lo posso permettere. Mister, questo è Giacomo Raspadori, che cosa ti senti di dirgli? Intanto innanzitutto un saluto Giacomo e un ringraziamento a te per quello che hai fatto, perché effettivamente, come si può dire, se noi possiamo vantarci di averti un attimino, abbiamo cercato di non far troppi danni, ecco, tutto sommato, alla fine dei conti, ecco, però ci hai messo tanto di tuo e ti dico solo di proseguire così. Continua così, perché effettivamente sei arrivato, hai imboccato la strada giusta e proseguendo avrai ancora tante soddisfazioni. Ciao Nicolò. Ciao. Nicolò, anche tu amico d'infanzia di Giacomo, ecco, l'hai conosciuto, non andavate a scuola, mi dicevi a microfoni spenti, però l'hai conosciuto nel mondo del calcio, sei legato a lui calcisticamente parlando, tra l'altro possiamo dire sei stato il capitano di Giacomo al Progresso. Esatto, diciamo non proprio il capitano, però in quella foto famosa dove siamo sotto l'acqua al Tassi, sì, diciamo al tempo quando eravamo bambini il capitano si alternava, possiamo dire, adesso non ricordo esattamente come, però era un'alternanza e possiamo dire sì, in quella foto sono stato il capitano di Giacomo. Ma il Tassi stiamo parlando del 2009? Quello del famoso gol sul calcio d'angolo? Non ricordo esattamente l'anno, so che ne abbiamo vinti 2 e mi sembra fossero il 2008 e il 2009, sì. Quindi stiamo parlando di quello lì, il famoso gol di Giacomo sul calcio d'angolo, esatto. Quando va da mister Tolomelli e dice mister posso calciare da qui? Sì, la partita non so se sia quella, però il torneo è lo stesso. Se non sbaglio quella lì è la semifinale in cui si abbatte un diluvio e diciamo al Tassi, essendoci tante partite nell'arco della giornata ed essendo sviluppato solo su 4 o 5 weekend, le partite non si possono rinviare e diciamo è abbastanza atipico vedere dei bambini che giocano sotto un diluvio così, e quello lì sì, quella foto lì rappresenta il diluvio ed è, se non sbaglio, la partita precedente alla finale dove Giacomo realizza quel gol. Nicolò, anche tu sei tra quegli amici che insieme a Giacomo partivate magari dal campo comunale, dallo stadio comunale Progresso e andavate al campetto dell'oratorio, alla chiesa di Bondanelli. Sì, andavamo a giocare lì in parrocchia e diciamo con altri ragazzi che loro frequentavano magari anche come poi anche noi il percorso che portava poi alla cresima e alla comunione, e anche noi sì, andavamo lì a giocare, magari proprio mi ricordo dopo gli allenamenti o anche dopo le partite ci capitava di andare a giocare anche lì e diciamo che era molto, molto bello e oltre a questo mi colpì molto il fatto che ci si ricorda anche lì di Giacomo nonostante fossimo così piccoli. Tu eri l'attaccante di quella squadra? No, in realtà poi a 5 e diciamo specialmente da bambini i ruoli più o meno sono diciamo no, perché parli di un numero molto alto di gol, quindi io in realtà cioè sembrano tanti, 50, 40, esattamente non so quanti siano in quei 4-5 anni, ma io parlo che le partite finivano tranquillamente 15-20-0, quindi
effettivamente i gol segnati in un anno erano tantissimi. Io ho ricordi di partite sia qua che anche in trasferta finite anche sopra il 20-0. Quindi se noi contiamo che sì, Jack 5, 6, 7 gol li faceva, gli altri però te li faceva fare a te comunque. Certo. E quindi sì, più o meno io o chi altro in ogni partita più o meno si segnava quasi tutti, quindi effettivamente poi nell'arco di 3-4 stagioni i numeri aumentavano. Io so che Giacomo quando era in campo aiutava tutti, quando era fuori dal campo era sempre insieme a voi e sempre di grande compagnia. Il tuo ricordo di Giacomo qual è? Sì, sono d'accordo con quello che dici. Io ricordo che ha sempre cercato di aiutare comunque i ragazzi magari che erano più indietro a livello calcistico. Io mi metto tra questi perché comunque in quella squadra c'erano ragazzi oltre a Giacomo molto più forti di me, e io sono sempre stato integrato a livello del gruppo. Comunque lui era sempre uno dei primi che cercava di integrare, quindi sì, sono d'accordo. La famiglia è stato l'elemento più importante nella carriera calcistica, anche oltre che nella vita di Giacomo. Tu percepivi allora la vicinanza della sua famiglia in maniera forte, in maniera costante? Tra l'altro so che i genitori collaborano comunque con il Progresso Calcio. Sì, io avevo, per esempio mi ricordo durante il Tassi, questo è un episodio che mi ricordo che mi hanno poi raccontato gli altri perché io avevo rimosso e che mi ha fatto molto piacere, riguarda appunto la famiglia anche. Mia mamma preparava le crescentine qui al Tassi con la mamma di Giacomo e io ero spesso qui, avendo comunque sì dai 6 ai 12 anni, ero spesso qua a giocare a calcio. Una volta capitò che mi esclusero e adesso non ricordo in quale modo, magari eravamo dispari, non ricordo, mi esclusero. Allora io tornai indietro dal campo che si là, passai qui e tornai di là e quando arrivai lì il papà di Jack, mi ricordo, almeno così mi hanno detto, disse: ma perché sei qua, non sai giocare? Allora io gli spiegai, lui venne con me, andò in campo, rimproverò Jack, che effettivamente non ricordo, cioè probabilmente non era nemmeno stato effettivamente lui, però lo rimproverò e gli disse: fatelo giocare con voi, è un vostro compagno di squadra, è un ragazzino come voi della vostra età, fatelo giocare con voi, vuole solo giocare e divertirsi. E quindi questo diciamo che secondo me nella testa di un bambino, cioè non tutti avrebbero fatto una cosa del genere, e quindi sì, secondo me la famiglia è stata importante. Nicolò, quello è Giacomo, che cosa ti senti di dirgli? Anche se non ci vediamo da un po', io l'ultima volta penso di averti visto, mi ricordo era sul 98 o 97 alla mattina, l'autobus che passa di qui, quando ancora eravamo alle superiori, e diciamo ti ho sempre visto come un giocatore ovviamente fuori categoria qui, e sono contentissimo che prima al Sassuolo, poi dalle giovanili e successivamente ora il tuo salto di qualità evidente al Napoli e la nazionale. Sono contentissimo per te e ti auguro ancora il meglio e di continuare così. Ciao Jack. Gianni Soli, questo nome è importante nella carriera di Giacomo, soprattutto nel salto dal Progresso al Sassuolo Calcio. Sì, perché è lo scouting che appunto è lo scout che appunto riesce a portare Giacomo, a scoprire Giacomo e a portarlo al Sassuolo. Il Sassuolo la spunta su tanti club, sul Bologna che lo voleva, sull'Inter, squadra per la quale appunto tifa da bambino, ma anche la Roma e tanti altri club dell'Emilia Romagna, e non solo. Però vince il Sassuolo, la spunta il Sassuolo, perché la famiglia non vuole separare Giacomo da Enrico. I due arrivano lì e Giacomo comincia a crescere. Comincia dall'Under 14, il passaggio in tutte le categorie dell'Under 15. Nel 2019 il primo contratto da professionista, la fascia da capitano con Roberto De Zerbi, ancora prima il debutto con Beppe Iachini in panchina, si prende il Sassuolo sulle spalle e diventa calciatore importante. Abbiamo raggiunto mister Francesco Cattani, ex allenatore di Giacomo nel Sassuolo, nell'Under 15 del Sassuolo. Ciao mister, ben trovato. Buongiorno a voi. Mister, mi racconti il tuo Giacomo, quello dei primi inizi al Sassuolo? Giacomo era quello che è adesso, cioè un grande professionista già da bambino, da ragazzo, perché si dedicava tantissimo al lavoro, era una persona sempre solare, sempre positiva, aveva la caratteristica di essere un grande trascinatore coi fatti,
ed essere una persona che aveva un giocatore, già allora era un giocatore, che aveva una parola per i propri compagni, sempre positiva, sempre per trascinare, non era mai negativo, non era mai una critica fine a se stessa, ma era sempre costruttiva, ma aveva sempre parole per qualcuno, e quindi i suoi compagni hanno goduto di questo suo modo di essere. Ecco, un trascinatore, questa è una costante nelle varie interviste che abbiamo fatto, perché ci è stato detto anche nella scuola calcio, nella società Progresso, prima del salto ovviamente al Sassuolo, che lui era un trascinatore. Tra l'altro poi ci hanno detto che ovviamente era molto piccolo, ma era un leader dentro e fuori dal campo. Sì, assolutamente. Era un leader molto silenzioso, cioè, o meglio, non silenzioso, era un leader mite. Non era uno che urlava, non era uno che sbraitava, aveva sempre, ripeto, dei toni non pacati, decisi, ma mai sopra le righe. E questo è sempre stato molto apprezzato. Poi ovviamente il suo vero essere leader era nella modalità di lavoro, che era una modalità di grande applicazione e di assoluto continuo cura del dettaglio, e quindi questo qui ha spostato gli equilibri. Nel tempo è stato per me sinceramente una grandissima sorpresa la sua evoluzione, nel senso che sapevamo tutti nel settore giovanile del Sassuolo che Giacomo sarebbe diventato un giocatore, ma quale poteva essere la sua curva di ascesa non lo sapeva nessuno, e sono sempre state delle sorprese positive. Mister, era l'anno dell'Under 15, era quindi un campionato nazionale, un campionato di un importante livello, il Sassuolo una grande società, eppure Giacomo emerge sopra gli altri e trascina quella tua squadra fino alle fasi finali del campionato. Sì, siamo arrivati fino alle fasi finali, non siamo riusciti ad andare nel Final 8 perché abbiamo perso la partita precedente contro il Novara nell'andata e ritorno, dove ahimè Giacomo si fece male nella partita di andata, non era già al massimo della condizione, quindi fece solo il primo tempo e poi lo riuscì a schierare giusto 20 minuti nel finale, nella partita di ritorno, e quindi siamo andati fuori con un gol di differenza. Purtroppo sì, abbiamo un po' il rammarico di quella partita lì, perché credo che Giacomo avrebbe potuto dare un grande contributo, l'ha sempre dato, quindi non vedo perché no, anche in quelle due partite. Ma una qualità? Ma lui sicuramente l'ambidestrismo era uno degli elementi che balzava molto agli occhi. Lui, sulla base di come volevi una punizione, un calcio d'angolo, lui la buttava verso la porta o fuori, per lui indifferente, cambiava solo alla rincorsa. Questo sicuramente è un elemento. E poi la grande determinazione, la lucidità, perché manteneva sempre una grandissima lucidità, e come caratteristiche non riusciva a lasciare un pallone. Non era una cosa che era fuori assolutamente dai suoi principi morali, di quello di abbandonare l'attacco di una palla o il tentativo di giocarla o qualsiasi situazione di se lui percepiva la minima possibilità di andare a lottare una palla, lui ci andava garantito, forse anche quando nessun altro l'avrebbe creduto. Il Giacomo Raspadori di mister Cattani dove giocava? In che ruolo? Con me giocava centravanti, giocava a punta centrale, avevamo una squadra che lavorava sul 4-3-3 e avevamo due esterni che avevano delle caratteristiche adatte anche a lui, e soprattutto al 4-3-3 lui era la nostra vera unica prima punta. Non avevo, se mi ricordo bene, non vorrei negare a nessuno un ricordo, ma la prima punta la faceva sempre lui. Non ho mai modificato, forse è capitato qualche volta che giocasse sotto punta, però tipo lavorando con un 4-2-3-1 e lui era quello che giocava sotto punta. Quindi mister Cattani vede Giacomo Raspadori centravanti, prima punta. Oggi Spalletti
lo fa giocare centravanti quando non c'è Osimhen, lo mette sotto punta, l'hanno fatto qualche volta con il 4-2-3-1, ma soprattutto Giacomo nel Sassuolo cresce da esterno, anche se però da quello che abbiamo capito nel settore giovanile del Sassuolo sostanzialmente ha sempre giocato centravanti, tranne in primavera poi con Turini che fu spostato perché c'era Scamacca e quindi fu spostato largo a sinistra, dove poi con Iachini e De Zerbi ha giocato, cioè nel salto in prima squadra è quello il ruolo di Giacomo Raspadori, largo a sinistra. Sì, lui credo che, adesso io non ero nella testa e neanche nei rapporti diretti con gli allenatori del tempo che hai appena citato, ma credo che il salto in Serie A potesse essere molto difficile come prima punta e potesse essere più semplice l'inserimento come punta esterna, dove appunto il Sassuolo era comunque fornito di una punta centrale che quindi garantiva un gioco che nel 4-3-3 di De Zerbi era più funzionale. Dopo con De Zerbi comunque ha giocato anche prima punta, perché ha giocato anche prima punta, e poi è vero che il lavoro della squadra, soprattutto di De Zerbi più che di Iachini, era di una squadra che si muoveva molto, a parte un punto di riferimento che rimaneva abbastanza fisso di Berardi a sinistra, a destra cioè, però per il resto era abbastanza mobile come attacco, insomma. Quando l'ha visto con la fascia da capitano del Sassuolo, con De Zerbi? Allora io ho mandato a Giacomo diversi messaggi nella sua parabola di ascesa, insomma, in cui gli facevo i complimenti per l'esordio, per il primo gol, e a un certo punto gli ho detto: non ci sono più parole per quanto tu riesci a sorprendere e per quanto la tua crescita sia esponenziale. Ovviamente parliamo, lì per me è stata una grandissima emozione la fascia da capitano, ma la grande emozione è stata la prima convocazione, la convocazione degli europei, la vittoria degli europei, certo. La scelta che ha fatto, che ha fortemente voluto quest'anno di cambiare maglia e di scegliere quella del Napoli, cioè lui l'ha fortemente voluto, cioè lui è un grande ambizioso e questo gli va dato atto, perché lui ha scelto di andare a Napoli e lui le possibilità, diverse possibilità le aveva, ed eravamo tutti ancora a bocce ferme, non avevamo il Napoli, non ci è andato a dicembre col Napoli prima in classifica, quindi ha investito fortemente anche sulla squadra partenopea, quindi non si riescono, io non ci sono più riuscito a fargli dei complimenti che fossero al di fuori, erano quasi scontati, però necessari. Complimenti nel suo percorso sono stati continui per traguardi importanti raggiunti, e credo che questo sia strameritato. La possibilità diciamo che è vicinissima, e quindi il traguardo è vicinissimo, non tanto la possibilità quanto il traguardo è vicinissimo, quindi a breve ovviamente il complimento sarà: ancora una volta hai fatto la scelta giusta. Quello è Giacomo, che cosa si sente di dirgli? Giacomo, guarda, mi sento di girarti un po' il pensiero che tu hai girato a me, e cioè insegui i tuoi sogni, continua, spingi forte, sposta sempre l'asticella un po' più in alto, perché hai sempre dimostrato che hai le qualità per spostarla e raggiungerla e superarla. In bocca al lupo per tutto. Ma allora, io intendevo chiaramente, a parte l'intelligenza fuori dal campo, ma intendevo chiaramente l'intelligenza calcistica, perché è un ragazzo che si adatta a più ruoli e lo fa sempre in maniera molto propositiva e anche incisiva, per cui nel momento in cui io decido, o un allenatore decide di schierarlo in un'altra posizione piuttosto che da centravanti o da esterno o da seconda punta, tatticamente lui è talmente intelligente che riesce ad andarsi a trovare gli spazi giusti per poter collaborare anche con la squadra e finalizzare soprattutto l'azione. È chiaro che queste sono qualità importanti, ma dietro c'è sicuramente una grandissima tecnica, una anche fisicità, anche se non dovuta all'altezza, ma una forza fisica esplosiva veramente importante. Me lo racconti il tuo Raspadori? Cioè, che rapporti avevi con lui? Allora, è chiaro che
Premetto che, come me, tanti altri allenatori l'hanno allenato chiaramente nel settore giovanile del Sassuolo. Io ho avuto la fortuna di allenarlo in primavera, che è, diciamo, l'apice, no, della struttura di un settore giovanile. Giacomo, io ho avuto questa grandissima fortuna perché nel momento in cui ho capito che questo ragazzo praticamente lui si mette a disposizione della squadra, ma in maniera completa, perché lui è un leader all'interno del campo ma anche fuori, perché ha questo comportamento di grandissima umiltà in campo, ma fuori è un trascinatore. È un trascinatore, i ragazzi poi che giocano con lui lo riconoscono come leader, lo riconoscevano come leader, e quindi insomma per noi ha fatto tanto, insomma, soprattutto in primavera. Tocchi un argomento importantissimo e delicato perché per due motivi. È chiaro che dietro anche un calciatore che arriva a questi livelli quasi sempre c'è anche una gestione familiare corretta, e corretta nel senso che lasciano crescere il ragazzo senza assillarlo troppo. Purtroppo questo è un problema che forse c'è sempre stato, adesso lo è ancora di più, ma io continuo a vedere genitori in tribuna che litigano, che addirittura sfiorano la rissa per dei campionati anche minori, no? E quindi questo mette in grandissima soggezione anche il ragazzo, perché ti assicuro che giocare sapendo che in tribuna c'è tuo padre o tua madre che sono pronti a litigare con il genitore di un avversario non aiuta assolutamente. Evidentemente Giacomo non ha avuto questa sfortuna, ha avuto la fortuna di avere alle spalle una famiglia che lo ha lasciato crescere, e anche in un settore giovanile importante dove anche lì ti aspettano e ti lasciano crescere in maniera completa. Quindi diciamo che è arrivato adesso a livelli altissimi grazie a diverse componenti, ma lui insomma ci ha messo tanto di suo. Ma lui come ti dicevo prima, lui è sempre stato un leader. Lui è uno che vuole giocare sempre. Questo è un particolare che non è così scontato nei ragazzi, nel senso che tanti ragazzi soffrono purtroppo anche un po' la pressione, no? Perché quando arrivi poi già a giocare in primavera, dove c'è da un po' di anni a questa parte per esempio la retrocessione eccetera, che prima non c'era, tanti ragazzi non riescono a esprimersi in maniera completa, non riescono a esprimere tutte le loro potenzialità e le loro qualità. Giacomo mi ha colpito proprio in questo, perché lui voleva sempre giocare in qualsiasi condizione, anche fosse a livello fisico, no? E questo lo ha reso, come dire, proprio leader anche in questo, perché gli altri riconoscevano in lui un ragazzo che veramente voleva sempre giocare, andare in campo per poter essere d'aiuto alla squadra. Questo mi ha colpito, ti ripeto, perché non è sempre così purtroppo, perché tanti ragazzi hanno grandissime potenzialità ma non hanno la possibilità di esprimersi perché subiscono a livello personale ed emotivo questa pressione che purtroppo c'è già, è un dato di fatto, soprattutto già nelle categorie inferiori, ma in primavera a maggior ragione. Già c'è per esempio una partita a Torino, una penultima partita di campionato, dove a 3 partite dalla fine del campionato praticamente eravamo retrocessi, perché avevamo perso a Napoli, proprio a Napoli, 3 o 4-0 mi ricordo, forse, o 3 o 4-0, avevamo queste 3 partite e giocavamo in casa con l'Udinese, poi a Torino e poi in casa con il Genova. Anzi, perdonami, giocavamo in casa con l'Atalanta che non è l'Atalanta attuale della primavera, ma era veramente fortissima, aveva giocatori veramente che giocano quasi tutti in Serie B o in Serie A. E lui giocammo in casa con l'Atalanta e mi ricordo che il giorno prima della partita, nella rifinitura, proprio mi soffermai a parlare un po' con lui e con altri 2 o 3, quelli un po' più insomma di personalità, insomma i maggiori leader, e gli chiesi quasi come dire, a cuore aperto insomma di provarci. Era una sfida impossibile, veramente, giocare contro quell'Atalanta lì era veramente impossibile. Però ho capito in quel momento lì, quando lui mi rispose, mi disse: mister, tranquillo che noi
daremo tutto, ce la faremo anche contro, veramente Davide contro Golia era quella partita lì. E riuscimmo a vincere con un calcio di rigore suo a pochissimi minuti dalla fine, insomma. Quel rigore lì contro l'Atalanta, a pochi minuti dalla fine, ci diede la possibilità di andare poi a Torino e vincere, giocare in casa con Genova e vincere e salvarci, insomma. Quindi fu un particolare molto bello ed emozionante. Sì, lui ha avuto un impatto devastante, ha fatto dei gol bellissimi, veramente. Adesso mi ricordo, ma ha avuto un impatto che non era prevedibile, perché lui, insomma, non ha mai fatto la Champions League, quindi viene da una società dove al massimo ha fatto la Coppa UEFA qualche anno fa con Di Francesco, per cui non era facile. Invece ha avuto questo grandissimo impatto, e questo la dice tutta su quanta abnegazione questo ragazzo mette negli allenamenti, nella preparazione della partita e nella grandissima serenità, perché leggo delle sue interviste anche al di fuori del campo, il fatto che continui a studiare, che conduce una vita molto serena e tranquilla, è un po' al di fuori della norma, no? Perché adesso vediamo tanti ragazzi che sfruttano questo momento di fama con grande anche presenza nei social adesso, ma lui è molto sereno e tranquillo, e questa è un'altra grande sua forza, insomma, questa serenità che lo rende appunto sempre sereno anche quando gioca. Ma allora io definirei umile, potente ed incisivo. Dove può arrivare? Dove può arrivare già? Ma intanto ha davanti un grande futuro anche in nazionale, perché insomma Mancini ha sicuramente, quando l'ha voluto anche agli europei, insomma era un po' un azzardo forse in quel momento, no? Perché Giacomo ancora doveva. Però sicuramente, per tutto quello che abbiamo detto fino adesso, un ragazzo che non ha limiti, nel senso che ha davanti, te lo auguro veramente di cuore, una carriera veramente importante, sia a Napoli che anche in nazionale. Insomma, io spero che il Napoli, adesso facendo tutti gli scongiuri, voi da buon napoletani, che vinca il campionato in Napoli, ma lui si troverà a 23 anni a aver vinto un europeo, uno scudetto, ha un'onorificenza da parte del Capo dello Stato, insomma ha un oro in qua e là con le diverse nazionali, e ha 23 anni. Ma anche Bonaccini della regione Emilia gli ha conferito. Certo, no, quindi voglio dire, pensando che a 23 anni, considerando una carriera, adesso io voglio stare insomma su una cifra normale, ma io penso che nei prossimi 10 anni possa arrivare veramente lontano. Perfetto, mister, abbiamo finito. Ti ringrazio, Ciro. Un viaggio a Castelmaggiore, la città di Raspadori, dagli esordi alla sua carriera, la famiglia, gli aneddoti e i luoghi nei quali è cresciuto. A casa di Jack finisce qui.